chiamo Katia Agnes, faccio parte del comitato organizzatore della Settimana Sociale Diocesana e assieme a Gino Sutto, che è all'altro lato del tavolo, e che è in rappresentanza dell'Istituto Beato Tognolo e le Vie dei Santi, mentre io sono in rappresentanza del Movimento dei Focolari. Condurremo appunto questa serata, questa seconda serata della Settimana Sociale Diocesana, la 23esima, dal titolo La pace sia con tutti voi. Quindi un tema appunto importante che diventa anche un impegno, un dialogo e una responsabilità condivisa. E assieme a noi nel comitato organizzatore, oltre ai due, il movimento e l'istituto che ho nominato prima, ci sono altri enti, altre realtà ecclesiali e non che partecipano, che si danno da fare per pensarle e organizzarle. Sono la diocesi di Vittorio Veneto, la pastorale del sociale del lavoro, giustizia e pace e cura del creato, la scuola sociale diocesana Maurizio Cecchetto, il settimanale L'Azione, e per chi dopo vorrà, in fondo ci sono delle copie disponibili, la Caritas diocesana, l'Azione Cattolica, le ACLI, Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, il Centro Culturale Humanitas, il Centro Culturale Giorgio Lapira di Motta di Livenza, e la comunità di Sant'Egidio quest'anno anche. E poi diciamo che per la prima volta quest'anno abbiamo anche il contributo del nostro comune di Vittorio Veneto e di quello di Pieve di Soligo, contributo e patrocinio. Grazie. Poi abbiamo la collaborazione come media partners della Tenda TV, del Radio Palazzo Carli e del Qual Bonvento. Passerei adesso a questo punto la parola a Gino. Grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. La pace sia con tutti voi, dicevamo. Abbiamo pensato a 3 punti di osservazione. Nella prima serata, che si è svolta lunedì scorso a Pieve di Soligo, l'impegno della Chiesa per la pace. Si è parlato di quanto la Chiesa fa per la pace e di come opera, grazie all'intervento di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, e il professor Piero Schiavazzi, docente di geopolitica vaticana. Questa sera avremo uno sguardo sul mondo, ovvero la dimensione geopolitica, quali sono quindi le situazioni di conflitto, quali sono gli equilibri politici, quali gli impegni a livello internazionale, passaggi che verranno affrontati dal professor Pasquale Ferrara e dal professor Mirko Sossai, che presenteremo in seguito. Ecco, dopo questa breve introduzione lasciamo adesso la parola al nostro vescovo, Riccardo Battocchio, che ringraziamo per la sua presenza, e ricordando che lunedì scorso ha anche presieduto la messa in Duomo a Pieve di Soligo, proprio una messa in memoria di Giuseppe Tognolo, ideatore e promotore delle settimane sociali fin dal 1907. Ecco, quindi darei la parola appunto a lei. Buonasera, solo per un grazie anzitutto, per dire il sincero e sentito coinvolgimento della nostra diocesi, delle varie realtà che la compongono in questa settimana sociale. Ho scoperto arrivando in diocesi la ricchezza e la vivacità anche e l'attenzione a uscire un po' da quelli che potrebbero essere i confini della vita ecclesiastica, ma proprio in nome di ciò che la Chiesa è anche lasciarsi interpellare e guardare al mondo, alla società nei vari aspetti. Quindi grazie ai professori Ferrara e Sossai per la loro presenza e a quanti si danno da fare per organizzare questi momenti che vedono, e sono piacevolmente anche sorpreso, vedono una bella presenza di persone. Bene, buona serata e grazie ancora. Invitiamo ora la nostra sindaca Mirella Bagliana per un saluto nella nostra città della pace. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Io sinceramente mi hanno detto
metti alcuni temi, provo a fare alcune riflessioni, sarò brevissima, ma mi sono scritta un pensiero giusto per dare un contributo, no? Quindi innanzitutto volevo salutarvi e rivolgo un sentito ringraziamento agli organizzatori di questa 23esima settimana sociale. Assieme a me, qui con me c'è l'assessore Laura Ceccarini e siamo lieti appunto di poter condividere con voi questa serata. E devo dire che da anni seguo questo appuntamento delle settimane sociali e considero questi appuntamenti una bussola preziosa per orientarsi tra le complessità sociali ed economiche del nostro tempo, questioni che ogni giorno ci interrogano interrogano le nostre coscienze sia come cittadini ma soprattutto come impegni di amministratori, no? E oggi, dico sempre, la riflessione che mi è venuta è che viviamo in un paradosso, siamo immersi in un flusso incessante di informazioni digitali, eppure i momenti di confronto reale e di condivisione autentica si fanno sempre più rari. Si condivide tutto mediaticamente, ma si fatica a praticare la strada del lavoro collettivo. Per questo vi ringraziamo per i vostri incontri. Penso che questi spazi siano spazi di resistenza contro l'isolamento. Un saluto particolare va ai nostri illustri ospiti, che ringrazio, il dottor Pasquale Ferrara, che ho seguito più volte nelle sue conferenze, e al dottor Mirko Sossai, e grazie veramente per la vostra presenza e per il contributo che ci darete. Il titolo: La pace sia con tutti voi. Questo è il titolo appunto della settimana sociale, che oltre al saluto liturgico, che accogliamo sempre con tanta speranza, è anche un mandato civile, no? È la forza che ci spinge a camminare nella quotidianità cercando la pace. Un messaggio che riecheggia, abbiamo sentito nelle parole di Papa Leone e ancor prima anche nella lungimiranza di figure come Papa Francesco, ricordandoci appunto che la pace va costruita con il coraggio, con la speranza, specialmente oggi, in un momento che sembra riportarci negli anni più bui del Novecento. Quindi poi con l'assessore Laura abbiamo ripercorso alcuni, non sto qui a citare i dati dell'osservatorio delle vittime civili delle guerre, che sono numeri veramente impressionanti, poi magari i relatori ne daranno informazioni rispetto a questi. Comunque ci ha veramente impressionato l'aumento delle vittime civili nelle guerre, e quindi siamo passati al paradosso che le guerre non si fanno più tra eserciti ma purtroppo ricadono sulle popolazioni. E oggi io almeno sono molto delusa e demoralizzata nel vedere l'intensificarsi appunto di questi conflitti, ma ciò che più mi spaventa, a dir la verità, è il sussistere del pensiero bellico, cioè che sta cercando di contagiare anche chi praticamente non è in guerra. Quindi linguaggi e obiettivi vengono piegati a una logica di scontro. È fondamentale per noi donne e uomini di pace non lasciarci trascinare in questo vortice che ci obbliga a vedere ovunque un nemico, un invasore o un diverso. Lo sguardo sul mondo ci mostra un pianeta che per la sua natura dovrebbe essere un pianeta perfetto in equilibrio, ma purtroppo di fronte anche alla crisi climatica provocata anche dall'uomo, da noi umani, che imporrebbe una cooperazione, vediamo sempre nazioni arroccarsi in prevaricazioni economiche o logiche di supremazia. Nonostante ciò esistono anche forme di resilienza, cioè l'altruismo, la solidarietà e l'inclusione sono sempre semi che continuano a germogliare, e per fortuna. Pensiamo ad esempio allo spirito olimpico, quel desiderio di tregua che anche il Santo Padre ha invocato con forza, ma che purtroppo è rimasto inascoltato dai grandi della terra. Il ruolo degli enti locali, noi come amministrazioni. Se ci chiediamo cosa possiamo fare noi qui oggi, la risposta è chiara. Agire a livello locale significa trasformare la pace da concetto astratto a pratica amministrativa. Come amministratori abbiamo il compito di essere artigiani della pace. Gli enti locali sono il primo presidio di giustizia sociale. Costruire la pace nel proprio comune significa cura delle relazioni, ricucire i legami sociali dove si sono spezzati, inclusione, trasformare i nostri territori in spazi dove la diversità è ricchezza e non minaccia, e la diplomazia dal basso, forse ci sta, attraverso gemellaggi, cooperazione e solidarietà verso le comunità colpite dai conflitti. Noi amministratori siamo custodi della prossimità. Se il contesto globale è incerto
Il contesto locale deve essere il luogo della certezza dei diritti e della cultura dell'incontro. Come amministrazione abbiamo aderito all'iniziativa dell'ANCI, Sindaci per la Pace, con la partecipazione all'incontro pubblico a Vicenza il 26 settembre 2025 e alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi il 12 ottobre, una presenza che vuole riaffermare con forza l'impegno delle istituzioni locali e della società civile per la costruzione di un futuro fondato sulla non violenza e sulla cooperazione. E su questo vorrei ringraziare in particolar modo l'assessore Laura Ceccarini, che ha partecipato fisicamente a questi 2 appuntamenti e oltre alla delega sul sociale, in modo naturale, anche per la sua sensibilità personale, si è assunta anche la delega per la pace. Ecco, quindi grazie Laura. In conclusione vorrei lasciarvi con un impegno condiviso. Spesso ci sentiamo impotenti di fronte alle grandi strategie geopolitiche, ma non dobbiamo dimenticare che la pace globale inizia dalla tenuta sociale delle nostre città. Non esiste pace senza giustizia e non esiste giustizia senza una comunità che si prende cura dei suoi componenti più fragili. Il nostro compito come amministrazione e come cittadini è quello di continuare a disarmare i linguaggi, a promuovere politiche di accoglienza e a sostenere ogni forma di artigianato della pace che parla dal basso. Agire locale non significa chiudersi nel proprio piccolo, ma assumersi la responsabilità di accendere una luce di razionalità e amore per l'umanità, proprio qui nel nostro territorio, sperando che questa luce possa contribuire a rischiarare anche gli scenari internazionali. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e mi metto in attesa dei vostri contributi e vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie. Ecco, questa sera tra i saluti introduttivi, oltre a quelli che abbiamo sentito del Vescovo e della Sindaca, possiamo annoverare anche quello di un illustre ospite che ci ha fatto pervenire un messaggio scritto. E questo messaggio ci verrà letto appunto da Gino fra poco. E a tal proposito mi permetto, a nome di tutti, un po' di ringraziare Marco Zabotti, direttore scientifico dell'Istituto Beato Toniolo, che fa parte anche di questo comitato organizzatore della settimana sociale, per tutto il lavoro, per la parte che ha fatto e per il lavoro che ha fatto di relazione e dialogo con la Presidente Mezzola, dapprima per invitarla di persona e poi fino al testo che appunto la rende in qualche modo, il testo che è pervenuto e che la rende in qualche modo presente con noi questa sera, come se fosse qua con noi. Ecco, Gino. Vado a leggere il testo. Bruxelles, 10 febbraio 2026. Cari amici della 23esima settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto. Desidero innanzitutto salutarvi con grande affetto e ringraziarvi per l'impegno nel favorire il dialogo e la riflessione su temi così importanti per le nostre comunità. Mi è stato chiesto di condividere alcune riflessioni sulla promozione di una cultura di pace e di cooperazione in campo europeo, un tema che ritengo fondamentale per il presente e il futuro del nostro continente. La pace non è solo assenza di conflitto, è fiducia reciproca, solidarietà e collaborazione. È il riconoscere che lavorando insieme possiamo affrontare le sfide più grandi e costruire comunità più coese e giuste. Il Parlamento europeo ha un ruolo centrale in questo percorso, crea ponti tra cittadini, comunità e nazioni, offre strumenti concreti per favorire la collaborazione e dà voce alle aspirazioni di tutti. In un mondo spesso segnato da conflitti e divisioni, il Parlamento rappresenta un luogo in cui le differenze diventano occasione di confronto e di costruzione di soluzioni condivise. Credere nell'Europa significa credere nella sua capacità di unire, di dare speranza e di proteggere la dignità di ogni persona. Significa anche capire che ogni piccolo gesto di collaborazione, ogni dialogo sincero, ogni iniziativa di solidarietà contribuisce a costruire una pace duratura.
Il vostro lavoro dimostra che la cultura della pace e della cooperazione non è un'idea lontana, è qualcosa che possiamo coltivare insieme nelle nostre comunità, nei nostri rapporti quotidiani e nell'Europa intera. Auguro buon lavoro a tutti voi. Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo. Ecco, dopo questo messaggio molto semplice ma molto chiaro che dimostra la vicinanza e l'incoraggiamento, appunto, è un messaggio di visione e di speranza, entriamo nel vivo della serata e vi presentiamo i nostri due illustri relatori che ringraziamo appunto per aver accettato l'invito, chi arriva da lontano, chi arriva da vicino, insomma. E partirei con il presentare appunto il professor Pasquale Ferrara alla mia sinistra, che è arrivato poco fa appunto da Roma. Ha svolto il ruolo di ambasciatore ed è stato appunto ambasciatore in molti paesi del mondo, dal Cile, poi anche paesi dell'Italia. È stato anche inviato speciale per la Libia e fino all'anno scorso è stato direttore politico al Ministero degli Esteri italiano. Ha ricoperto poi anche l'incarico di segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze e devo anche appunto sottolineare che a questa attività di servizio diplomatico così ha abbinato anche un'intensa attività accademica, per cui ha scritto e scrive attualmente, appunto ha scritto tanti libri e scrive anche attualmente su molte riviste. Attualmente è docente di diplomazia e negoziato alla LUISS di Roma e di politiche attive e preventive per la pace presso l'Istituto Universitario Sofia di Loppiano, che è un paese vicino a Firenze. Passo la parola appunto a Gino, magari per la presentazione dell'altro relatore. Il professor Mirko Sossai è professore ordinario di diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma III. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le sanzioni internazionali, il diritto internazionale umanitario, il controllo degli armamenti e gli effetti dei processi di urbanizzazione sul diritto internazionale. Collabora con la comunità di Sant'Egidio, per la quale è referente in Veneto del servizio alle persone senza dimora ed è stato coinvolto in diversi progetti di cooperazione internazionale. A te, Katia, la prima domanda per il professor Ferrara. Ecco sì, abbiamo pensato appunto di porle questa domanda. Sulla stampa si legge di una pace normativa, cioè del ristabilimento del diritto internazionale violato, o di una pace positiva o strutturale. Poi si parla anche a volte di pace empirica, quindi cessazione immediata con una situazione di fatto congelata che non garantisce né giustizia né sicurezza, come vorrebbe qualcuno. A volte si parla di pace deliberativa. E insomma niente, sulla base di questi termini, questi modi di vedere appunto la pace in base a quello che è la sua conoscenza, volevamo chiedere quali sono appunto gli scenari nel mondo e ancora, se è ancora possibile, parlare di pace e di pensare di poterla raggiungere. Grazie, sono veramente felicissimo di essere qui con voi a parlare di pace in un luogo che in realtà storicamente purtroppo è stato associato con la guerra, no? Con la prima grande guerra, che è ancora viva nella coscienza collettiva, ma soprattutto è ancora un punto di riferimento per tutte le discipline internazionalistiche, fosse la teoria delle relazioni internazionali, il diritto internazionale, è stato un punto di svolta nella storia internazionale di questo del secolo passato, ma delle ultime epoche dell'umanità. E questo per dire che in realtà quando parliamo di pace bisogna sempre essere, o di guerra, bisogna sempre essere concreti e circostanziali, perché non esiste la pace in assoluto. Certamente esiste la pace dei filosofi, la pace della riflessione teoretica,
e come non esiste la guerra in generale. In fondo tutte le guerre sono specifiche, hanno delle dinamiche, hanno delle ragioni, ammesso che la guerra possa avere delle ragioni, e di converso anche le paci sono delle paci molto specifiche. Quindi la prima raccomandazione quando parliamo di pace è di essere molto concreti, molto precisi, perché dietro le grandi categorie ci sono sempre dei popoli, ci sono delle persone, ci sono delle storie, ci sono dei volti, no? Basti visitare un cimitero militare, e qui ce ne sono, insomma, per vedere che la guerra purtroppo ha anche dei nomi e cognomi dei nostri caduti. Quindi c'è questa necessità di riportare il discorso sulla pace e sulla guerra a dei fondamentali. E quindi il tema è attenzione ad evitare le astrazioni della geopolitica, no? Sul tema specifico delle diverse paci, io vorrei anche qui, per essere concreto, fare l'esempio dell'Ucraina, no? Perché è un tema ampiamente dibattuto. Ci sarà la pace, che tipo di pace, verso quale direzione andiamo. La pace che tutti vorremmo è la pace ideale, no? La pace positiva, la pace normativa, come si diceva prima, cioè la pace basata su che cosa? Sul ripristino del diritto internazionale, per esempio nel caso dell'Ucraina, sul ripristino dell'integrità territoriale dell'Ucraina, tutta intera, sulla giustizia internazionale, sulle riparazioni di guerra. Quindi un percorso estremamente ambizioso che molti paesi vorrebbero, innanzitutto l'Ucraina lo vorrebbe, molti paesi anche dell'Unione Europea, i paesi baltici, per un lungo tempo anche l'Unione Europea, quando parlava di pace giusta e duratura, intendeva esattamente questo tipo di pace. Ed è la nostra aspirazione. Io, avendo fatto il diplomatico per più di 41 anni, devo purtroppo confessarvi che secondo me questo tipo di pace ben difficilmente la vedremo. Ma questo non significa che dobbiamo smettere di puntare a questo obiettivo. Poi all'estremo opposto c'è un altro tipo di pace, diciamo la pace intesa semplicemente come momentanea assenza di guerra, come cessazione delle ostilità, e la pace empirica, no? Ed è quella che sta perseguendo il presidente degli Stati Uniti Trump, cioè una cessazione delle ostilità, ma senza il ripristino del diritto internazionale, senza la giustizia, senza neanche immaginare un processo, per esempio, di riconciliazione, che è uno dei parametri fondamentali se vogliamo avere una pace duratura. Ed è un tipo di pace che finirebbe, nel caso dell'Ucraina, per congelare le cose come stanno e consegnare alla storia europea un conflitto congelato che potrebbe durare decenni, insomma, quindi senza una dinamica interna. Poi c'è un tipo di pace, diciamo, più pragmatica, se vogliamo, che la pace, chiamiamola la pace deliberativa, cioè in cui che cosa accade? Noi dobbiamo essere disposti ad accettare qualsiasi risultato che coinvolga sicuramente l'Ucraina, ma un'Ucraina che sia in grado di poter decidere in autonomia e senza ricatti o senza condizionamenti del proprio futuro. Non siamo noi a dover dettare le condizioni di pace. Io vi devo raccontare un episodio che riguarda la mia ultima fase, diciamo, nella carriera diplomatica. Come direttore politico al Ministero degli Esteri ho partecipato a varie riunioni del G7, no? I 7 paesi più industrializzati. E in uno degli ultimi, in Canada, nella località di Charlevoix, nel Quebec, c'è stata una riunione dei ministri degli esteri. I ministri si riuniscono, come accade sempre in queste circostanze. Alla fine però, come certificato di esistenza in vita, diciamo, del G7, che bisogna fare? Un comunicato. Il comunicato deve riflettere il dibattito che c'è stato. È un rituale abbastanza complicato, avviene di notte, ci sono gli Sherpa, cioè i diplomatici che negoziano parola per parola questo comunicato, e però si va anche molto in automatico, no? Si basa sui precedenti. L'ultima riunione, che cosa abbiamo detto? E quindi l'ultima riunione era quella che era stata svolta sotto presidenza
italiana. E quindi c'era questa frase che veniva ripetuta, una pace giusta e duratura per l'Ucraina, no? E a questo punto tutti davamo per scontato che questo sarebbe stato la frase da inserire nel comunicato. Il collega americano, nuovo collega americano della nuova amministrazione americana, ha detto sì, un attimo, che cosa intendete voi con pace giusta e duratura? Momento di panico, perché questa rompeva, diciamo, il mantra che era stato ripetuto senza nessuna obiezione da tutto il G7, perché l'idea sua, la domanda era: se voi intendete una pace normativa, appunto, come quella di cui parlavamo prima, cioè la riconquista dei territori, processare Putin davanti alla Corte Penale Internazionale, eccetera, noi abbiamo qualche dubbio su questo. Quindi c'è stato un attimo di sbandamento. Così è cominciato un discorso. Io a un certo punto ho detto, utilizzando un po' queste categorie, che dimostra, insomma, che in qualche modo l'accademia alle volte serve anche a qualcosa, e ho detto, a questo punto forse potremmo fare così, che noi intendiamo questa pace giusta e duratura in modo pragmatico, cioè ogni esito del conflitto che sia accettato dall'Ucraina nel pieno esercizio della propria sovranità e senza condizionamenti esterni. Questo definisce già un criterio di giustizia, almeno di giustizia procedurale, cioè si arriva in modo giusto, in modo simmetrico a una pace. E devo dire, questo ha sbloccato la situazione. Il collega americano ha detto, vabbè, allora se è così siamo pronti ad accettarlo, quindi è stato inserito questo nel comunicato finale. Purtroppo non c'è una nota a piè pagina che precisa, diciamo, che il significato è questo, però per dirvi come i concetti di pace e il concetto di guerra sono molto variabili e dipendono dalle circostanze, dipendono anche dalle agende politiche. Però, diciamo, non bisogna mai smettere desistere dalla volontà di cercare le soluzioni. Naturalmente io credo che abbiamo una stella polare sia nella riflessione internazionalistica che poi nella pratica politica e diplomatica, che è sempre quella di mettere al centro chi? Le vittime, i più deboli, gli aggrediti, la popolazione civile. Cioè, se noi perdiamo di vista questo elemento fondamentale, dal quale peraltro io sono partito nel cominciare questo intervento, quindi ritorniamo al punto di partenza, la pace è sempre la pace dei piccoli, la pace degli ultimi. Se la pace non parte da questi riferimenti, è la pace dei potenti e talvolta è la pace dei prepotenti, e non è detto che in quel caso sia ancora possibile chiamarla pace. Lascio a Gino fare la prima domanda al professor Sossai. Grazie professore. Allora, dalle possibilità più o meno probabili e possibili di pace, la nostra Europa, culla di civiltà e del diritto, ha un ruolo in queste situazioni per se stessa e per il nuovo mondo? Aggiungo, in questo cambiamento di assetti dello scenario planetario, l'Europa potrebbe rilanciare il suo ruolo di cooperazione e di pace? È forse il tempo del realismo e della concretezza di un'Europa finalmente unita? Queste sono domande molto importanti, però permettetemi anzitutto di ringraziare per questo invito. Sono doppiamente contento di essere qui questa sera, non solo per questa bella opportunità di dialogo con l'ambasciatore Ferrara, ma perché torno un po' a casa, essendo questa la mia diocesi di provenienza, ci sto molto volentieri qui con voi questa sera. Ma per rispondere a questa domanda credo che anzitutto occorra capire in che mondo viviamo. Questo è un mondo che sta cambiando rapidamente e in cui facciamo fatica a orientarci, tutti quanti noi credo. E con un po' di sintesi direi che questo è un tempo caratterizzato per un verso dal fatto di essere un'età della forza e del riarmo, e cioè
non soltanto che stanno crescendo gli scenari di crisi e di conflittualità, si è citata l'Ucraina, ma naturalmente penso al Medio Oriente, a Gaza, ma anche situazioni meno note come il Sudan, ad esempio, il nord del Mozambico, luoghi in cui si muore a causa di guerre terribili. Ma è questo anche il tempo in cui si è rilegittimata la forza e la violenza nel discorso pubblico. Qualche cosa che fino a poco tempo fa non c'era. Certo, noi lo sappiamo bene e forse questo è anche importante. Ha fatto bene l'ambasciatore a parlare prima di una sensibilità storica. Io credo che oggi i decisori ci spiazzano o forse dimostrano di non riuscire ad avere una visione di futuro perché hanno poca consapevolezza storica. E invece serve anche a noi per capire quello che sta accadendo attorno a noi. Cioè si è perso il senso che la guerra è un flagello. E questo è nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite. E il senso delle Nazioni Unite nel 1945 era quello di salvare le future generazioni da guerre che nel corso di una generazione per 2 volte avevano provocato morte e distruzione. Questo noi troviamo nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite, che si fonda sul ripudio della guerra, quello stesso ripudio che noi troviamo nell'articolo 11 della nostra Costituzione e che fa parte della memoria di ciascuno di noi che sta qui, perché l'ha sentita almeno dai propri padri o dai propri nonni. Bene, questa consapevolezza della tragicità e dell'inutilità della guerra si è perduta nelle nostre società. Questo io credo sia un dato. E il secondo, io chiamerei questa l'età anche un po' di Caino. E provo a spiegarmi. Cioè, in questo mondo segnato dalle guerre non c'è solo la distruzione e la morte, ma c'è anche il tentativo illusorio di poter vivere senza gli altri, quando gli altri sono diversi da te. L'illusione che sia possibile immaginare un futuro in cui si possa dividersi. Ed è un'illusione, sciocca anche. Ma questo significa ammettere la possibilità che c'è qualcuno che non ha persino diritto di vivere e tu lo puoi ammazzare. Anche in spregio a quelle che sono delle regole, io direi ormai secolari, che persino durante la guerra si devono rispettare dei principi di umanità, che bisogna salvaguardare la popolazione civile. Ma queste regole purtroppo in tanti di questi conflitti non vengono rispettate, tragicamente. Vengono colpiti i civili, come diceva il sindaco, vengono colpiti gli ospedali. Allora questa è l'età della forza, è anche un po' l'età di Caino, come dicevo, è sicuramente un'età segnata dall'assenza di dialogo, cioè dal fatto che l'interlocutore non c'è, anzi che l'assenza di dialogo è persino un valore. Allora in questo modo io credo si riversa tutto questo anche nella società e pensare che non ci sia spazio per l'incontro, per il dialogo, questo mette a repentaglio, credo, anche le nostre democrazie, che infatti sono in crisi, a partire forse dal modello democratico a cui noi ci siamo anche un po' affidati. Penso di non dire niente di strano se dico che oggi gli Stati Uniti sono una democrazia in crisi e che applica la stessa logica violenta e di conflitto anche sul piano interno. Basta vedere il Minnesota di queste settimane. Allora, questo è il tempo in cui noi viviamo, in cui si mette in discussione, non è che finisce il diritto internazionale, io vorrei rassicurare tutti, almeno credo del posto di potermelo salvare all'università. Però che cosa è in crisi, io credo? Una cultura del rispetto delle regole, per un verso, ed è in crisi quell'ordine internazionale che era stato pensato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e che tra vari rimaneggiamenti più o meno è rimasto fino ad oggi, che aveva tanti difetti, però aveva 2 aspetti fondamentali. La pace come bene supremo, al punto che la forza
armata è vietata dalla Carta delle Nazioni Unite, salvo alcune situazioni eccezionali, la legittima difesa o l'autorizzazione da parte del Consiglio di sicurezza, e poi il rispetto della dignità di ogni essere umano, perché è dal 1945 che nasce tutto lo sviluppo normativo dei diritti umani. Allora, rispetto a questo progetto, che è un progetto valido fino ad oggi e che guarda il futuro, io credo che pace e dignità di ogni persona sono eredità del passato che noi siamo chiamati a rilanciare per il futuro. E qui c'è il ruolo dell'Europa. Perché anzitutto la storia dell'integrazione europea è una storia di una riconciliazione e di una pace possibile. È il disegno molto concreto di 3 cristiani, di De Gasperi, di Schuman, di Adenauer, peraltro, visto che siamo invitati dalla diocesi Vittorio Veneto, è anche bene dirlo questo, che avevano avuto una visione, e cioè che il percorso di cooperazione e integrazione era la vera salvaguardia della pace in Europa che era stata sconvolta dalle rivalità soprattutto tra Francia e Germania e che era stato motivo delle guerre mondiali, ma anche di altri conflitti in passato. Quindi il progetto europeo è quello di una pace possibile e che non è vero che la guerra è la condizione normale, perché questo è anche quello che si dice oggi, che la guerra è perpetua, che la guerra è la situazione normale. Io credo che l'Europa ha da dire il contrario, che la situazione normale è la pace e la collaborazione. Secondo, l'Europa, e vado verso la conclusione, rimane oggi forse un attore politico in crisi, ma un gigante economico. L'Europa ha ancora una grande forza da questo punto di vista, rispetto al quale forse non è molto consapevole. Altro aspetto, l'Europa avrebbe un grande strumento a disposizione, che è la sua politica, che è la sua cultura, che è la sua storia, che sembra appunto aver un po' dimenticato. Cioè l'Unione Europea ha una forza normativa, potremmo dire, perché ci spiega, e potrebbe spiegare forse meglio, anche dell'importanza delle regole nel vivere insieme. E ha una forza politica, che forse richiede anche di rivolgersi ad attori nuovi. Cioè noi abbiamo vissuto fino ad oggi un tempo, ma qui l'ambasciatore Ferrara è più esperto di me, in cui noi abbiamo dato per assodato l'alleanza euroatlantica, fondata sulla NATO. E oggi noi assistiamo a un tempo in cui le decisioni che vengono prese oltre l'Atlantico certamente non vanno nel senso del rispetto del diritto e non sono espressione di quello che è stato un principio fondamentale, che è quello del multilateralismo delle scelte. Però qui l'Europa può rivolgersi anche ad altri attori. Oggi non siamo più in un tempo di una potenza egemonica, ci sono tanti stati che si affacciano, e non è solo la Cina, ma penso all'India, ai paesi dell'America Latina, all'Africa. Per esempio l'Europa dovrebbe finalmente, questo è un mio auspicio, lo dico anche come persona che da anni collabora con Sant'Egidio e che ha una presenza così significativa in Africa, di tante comunità composte da africani. Andrea Riccardi, che è il fondatore di Sant'Egidio, in tempi forse non sospetti rispetto alla situazione in cui viviamo oggi, parlava di Eurafrica, cioè di un nuovo rapporto con il continente africano. Quindi in verità questa sarebbe una grande chance per gli Stati europei, non secondo una logica egemonica, di un tempo che non tornerà più, ma siamo anche contenti che quel tempo per l'Europa sia finito, ma di un esperimento che sul piano interno continua ad essere di pace, anche se ci sono tante difficoltà politiche a prendere decisioni in 27. Un condominio di 27, per chi ci vive, sa quanto è difficile trovare l'accordo. Allo stesso tempo, e quindi questo si riflette sulla politica estera,
allo stesso tempo può essere nei confronti dell'esterno. Ed è per questo allora, e con questo veramente chiudo, che bisogna guardare con un po' di preoccupazione a questa strana logica di riarmo dell'Europa, che va in una direzione diversa da quella che era stata già un'intuizione grande degli anni 50, che era la comunità europea di difesa, cioè l'idea di una difesa comune, che un po' per ragioni direi di interesse nazionale alla fine non si è mai realizzata, e oggi un po' il piano di riarmo è anche un po' scomposto nelle sue direttrici fondamentali. E allora anche questo naturalmente apre degli scenari di discussione che, se volete, poi anche nel dibattito possiamo affrontare. Ecco, un'altra domanda per il nostro professor Ferrara, anche alla luce di quello che abbiamo sentito, appunto. In un mondo che sembra affidare all'uso delle armi e della forza la soluzione delle controversie e la definizione delle varie zone di influenza tra i vari stati, il ruolo delle organizzazioni internazionali, anche prima citate, e della diplomazia esiste ancora? Ha un futuro? Che cosa ci può dire? Beh, diciamo che io, avendo fatto per 41 anni il diplomatico, per contratto devo essere ottimista, insomma. Però no, dirò, prima di venire alla diplomazia volevo fare qualche diciamo, considerazione sulla base delle cose estremamente preziose che ci ha detto il professor Sossai, che è questa crisi che c'è all'interno dell'Occidente. No, quando uscì l'Inghilterra dall'Unione Europea, fu coniato questo termine orribile, però insomma efficace, la Brexit. No? Beh, noi stiamo assistendo a una specie di West Exit, cioè c'è uno scisma in corso all'interno dell'Occidente. Quindi l'Occidente sì, mondo euroatlantico, ma quando andiamo poi a esaminare in dettaglio il sistema dei valori, allora lì comincia a diventare più complicato, a parte la dimensione strategica. Io faccio solo 3 esempi tra noi, diciamo, e gli Stati Uniti, ma questo da sempre, non con Trump, insomma. La pena di morte. Se applichi la pena di morte non puoi essere membro dell'Unione Europea. Lo Stato sociale. Io ho vissuto negli Stati Uniti. La prima cosa che ti chiedono quando entri in una clinica è la carta di credito, l'assicurazione, e quindi diciamo, lo Stato sociale negli Stati Uniti è considerato l'anticamera del collettivismo, insomma, no? Quindi è guardato, ma da tutte le parti politiche, anche dai democratici. E poi c'è la questione drammatica del porto delle armi, insomma, il secondo emendamento. Anche da noi si sta diffondendo il porto del coltello, insomma, no? Quindi è una cosa tragica, ma diciamo negli Stati Uniti è sancito dal secondo emendamento della Costituzione, mentre noi abbiamo preferito che la sicurezza sia una funzione garantita dalla pubblica autorità più che, diciamo, dagli individui. Quindi ci sono 3 aree di divergenza. Questo non significa che non bisogna collaborare, infatti abbiamo collaborato benissimo per decenni. Adesso qual è il punto di svolta? E lo diceva il professor Sossai, che siamo in una situazione in cui il motto dell'amministrazione americana è pace attraverso la forza, che è un ossimoro. Cioè, io penso che la nostra forza sia esattamente la pace e non il contrario. Quando c'è stabilità c'è benessere, sviluppo, prospettive, eccetera. Ma questo non sarebbe molto grave, perché questo in fondo è il vecchio concetto di deterrenza, no? Però a questo viene abbinato un corollario, che è might makes right, cioè è la forza che stabilisce chi ha ragione, non il diritto. Quindi questo è un altro elemento di grande divaricazione, ed è esattamente quello che sia il primo ministro canadese Mark Carney a Davos, che Mario Draghi, nel ricevere il premio Carlo Magno all'Università di Lovaina, hanno definito una chiara discontinuità. Mark Carney ha parlato proprio di una rottura, cioè guardate, questa non è una transizione e dopo facciamo un giro e ritorniamo al punto di partenza. Non ritorneremo al punto di partenza,
E quindi questo pone dei seri problemi per anche il ruolo dell'Europa. Io sono d'accordo sul fatto che l'Europa abbia questa vocazione fondamentale alla pace, no? Che non è, diciamo, un sentimento delle anime belle o degli europeisti vecchia maniera, è un fatto genetico, un fatto fondativo, è un fatto storico. Diciamo. Se noi dimentichiamo questa prospettiva storica, perdiamo il senso dell'Europa. Però, e qui io dico che bisogna anche avere un atteggiamento critico nei confronti del nostro continente e della stessa storia dell'integrazione europea, perché una cosa che noi non abbiamo fatto è decolonizzare l'idea di pace. Abbiamo parlato di pace riferendoci alla Pax europea, perché tra i membri dell'Unione Europea, chiaro, non ci sarà mai una guerra. Addirittura l'Unione Europea ha avuto il premio Nobel per la pace nel 2012 esattamente per aver disinventato la guerra tra i membri dell'Unione Europea. Ma quando mi si viene a dire con l'aggressione russa all'Ucraina la guerra è ritornata in Europa, è una fandonia. La guerra non se n'era mai andata dall'Europa, perché che cosa è stata l'ex Jugoslavia, per esempio? E che sono state le guerre nel Caucaso meridionale? Anche quello appartiene allo spazio europeo. E che cosa sono state le guerre piccole e grandi in tutto il vicinato europeo? Quindi questo è un passaggio che l'Europa non è stato in grado di fare, di assumere la responsabilità della costruzione della pace anche in queste altre aree. E poi io credo che sia importante mantenere la barra dritta su che cosa l'Europa debba fare. Guardate, si dice che il mondo è diventato multipolare, quindi molti sono contenti nel dire beh, non è più unipolare, non c'è solo l'Occidente, c'è la Cina, ci sono le potenze emergenti, c'è l'India, eccetera. Benissimo, il tema è che queste potenze emergenti non sono delle potenze integrative. Cioè, se noi parliamo di multipolarismo, ma non parliamo anche di multilateralismo, cioè di portare queste potenze emergenti intorno al tavolo, alla sala, diciamo, dove si discute con delle regole, con degli strumenti, con delle istituzioni, e noi andiamo non verso il multipolarismo e il pluralismo, andiamo verso la disgregazione di quello che rimane dell'ordine internazionale. Il diritto rimarrà, quindi diciamo, continuerà a essere una cattedra fondamentale in tutte le università, e quindi il mondo, infatti si dice che il mondo è sempre più anarchico perché non c'è un'autorità di ultima istanza, come da noi, i giudici in grado di far rispettare le regole, ma non è anomico, cioè non è che non ci sono regole. Il diritto internazionale è stato costruito nel corso dei secoli come un processo di civilizzazione delle relazioni internazionali e di democratizzazione della vita internazionale, il cui, diciamo, esempio più eclatante è l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui ogni Stato ha un voto e un diritto di tribuna. E quindi in tutto questo la diplomazia continua ad avere un ruolo fondamentale, la diplomazia, la politica. Quindi non possiamo ridurre le relazioni tra gli Stati a delle relazioni di forza, tornando alla vecchia idea del sistema internazionale del concerto delle potenze. A parte il fatto che oggi non c'è neanche il concerto delle grandi potenze, direi che c'è la collusione tra le grandi potenze, cioè Trump, Xi Jinping e Putin se la intendono molto di più di quando noi pensiamo che competano. Rimarrà la competizione, ma questo grande rischio della divisione del mondo in aree di influenze è molto reale. E quindi l'Europa deve inserire in questo meccanismo non il suo ruolo proponendo se stessa come un altro polo di questo multipolarismo, no? Il ruolo dell'Europa è quello di fare da ponte, è quello di creare degli spazi di dialogo, di quello di creare le istituzioni comuni perché possa continuare questa grande conversazione a livello globale. E la diplomazia qui è importante. Io voglio solo dire, naturalmente la diplomazia non gode di buona stampa, mai.
quando uno parla di diplomazia, la prima cosa che gli viene in mente è come minimo la doppiezza, no? E infatti c'era un ambasciatore inglese nel 500 presso la Repubblica di Venezia, quindi qui vicino, che il povero Sir Henry Wotton, il quale diceva sapete che cos'è un diplomatico, applicandola a se stesso, è un pover'uomo mandato all'estero a mentire per conto del suo paese. Ma perfino Immanuel Kant nel progetto di pace perpetua 1795 a un certo punto dice e poi ci sono sti diplomatici che basta che un principe decida di fare la guerra, gli dà il mandato di trovare una qualunque giustificazione e loro molto diligentemente la trovano. Quindi questo vi dice quant'è la... In realtà però c'è l'altra parte della storia. Io ero... scusate, faccio riferimento anche a delle esperienze dirette perché insomma per dare un po' di consistenza ero anche qui in un'altra riunione del G7, era questa volta in Germania 2022, presidenza tedesca, e ci troviamo in una sala bella come questa, storica, cioè la sala dove fu firmato il Trattato di Westfalia. Quindi i ministri che stavano lì, presi nessuno aveva minimamente dato attenzione a questa circostanza. E io, insomma, in un momento di pausa dei lavori vedo che sulle pareti ci sono tantissimi ritratti, ci sono più di 30 figure, c'è l'imperatore e poi ci sono tutti i principi, i sovrani, eccetera. E a un certo punto, accanto a tutti questi signori, ci sono i ritratti di due personalità, Alvise Contarini, inviato straordinario della Repubblica di Venezia, poi diventerà doge, e Fabio Chigi, inviato della Santa Sede, dello Stato Pontificio, che poi diventerà Papa con il nome di Alessandro VII. E questi due signori non c'entravano nulla, apparentemente, diciamo, con tutto il resto. E infatti ognuno aveva un suo titolo, un suo scudo, e sotto di loro era scritto un titolo molto specifico, Mediator. Cioè i due avevano partecipato alla conferenza che definì, diciamo, la nascita del nuovo equilibrio europei nel 1648, facendo la parte dei mediatori, insomma, no? E quindi questo discorso della mediazione è estremamente importante, è il discorso della diplomazia. Perciò quando a un certo punto, come abbiamo visto, vengono bombardati da Israele i mediatori in Qatar che erano lì per mediare esattamente per conto anche di Israele per liberare gli ostaggi, la mediazione ha una sua sacralità. È uno spazio sacro che va preservato perché è dove l'umano può emergere e può svolgere la sua funzione, cioè ritornare ai fondamenti dell'umanità. E pensando a Gaza, senza entrare nell'analisi di questa tragedia che ha colpito tutto il mondo e anche noi naturalmente, è che se ci pensiamo bene, quasi tutti gli ostaggi israeliani, quindi 168 in tutto liberati vivi, insomma, 160 su 168 non sono stati liberati dalle operazioni militari, sono stati liberati grazie a una trattativa diplomatica condotta dal Qatar e dall'Egitto. 8 ostaggi sono stati liberati, alcuni addirittura per sbaglio, perché insomma non era quello l'obiettivo principale di alcune operazioni, ma questo la dice lunga su quanto alla fine la diplomazia sia fondamentale e come alla fine poi in tutti i conflitti si torni a che cosa? Al tavolo negoziale. Quindi la domanda è: ma se dobbiamo tornare al tavolo per negoziare e risolvere i problemi, non potremmo farlo prima di aver causato morte e distruzioni e centinaia di migliaia di vittime?
credo che la risposta venga spontanea a tutti noi. Grazie. Un'ulteriore domanda al professor Sossai. Pensando ai tanti conflitti e alle guerre presenti in ogni parte del mondo, non solo qui vicino in Europa, cosa rispondere a quei governanti, a quei politici che dicono che la guerra è giusta o inevitabile? Ma anche qui io approfitto di avere vicino un grande esperto per continuare il nostro dialogo, perché è utile mettere assieme un po' i pezzi di questo ragionamento. Io quello che raccolgo da quello che ci ha appena raccontato l'ambasciatore Ferrara è anzitutto, direi, il primato della politica. E cioè che per fare la pace bisogna mediare, dialogare, parlarsi, forse trovare anche dei compromessi, ma questo è il compito della politica, in cui il diritto può essere uno strumento che aiuta, per le ragioni che dicevi tu, ma forse anche per un'altra ragione, cioè che in fondo, alla fine, lo scopo del diritto è quello anche di assicurare una prevedibilità dei comportamenti. Perché c'è un'aspettativa quando noi andiamo per strada in macchina che si viaggia a destra e chi ci viene dall'altra parte pure va a destra, a meno che non sia un inglese con qualche difficoltà nel nostro continente. Ma il diritto internazionale è questo. È volto ad assicurare la prevedibilità dei comportamenti ed è per questo che è pericoloso quando un presidente in un'intervista al principale quotidiano del suo paese, il New York Times, e quindi il presidente avete capito chi è, dice non ho bisogno del diritto perché io compio le mie scelte a partire dalla mia coscienza. Quando si comincia a dire questo, evidentemente noi dobbiamo essere preoccupati. Anche per un'altra ragione, questo paese, così come il paese che ha aggredito l'Ucraina, posseggono le armi nucleari. E negli anni '80 io ero bambino e mi ricordo che a scuola si parlava di disarmo nucleare. Oggi questo è un tema un po' negletto, però non è lontano purtroppo. E gli scienziati statunitensi hanno messo a pochi minuti dalla mezzanotte il loro orologio virtuale rispetto al rischio atomico. Questo credo non ce lo dobbiamo dimenticare. Seconda cosa che raccolgo e che ci aiuta forse a ragionare ancora, che se non avessimo l'ONU la dovremmo inventare, perché non si trova al mondo un'alternativa a questa, cioè un luogo in cui tutti hanno diritto a partecipare, in cui si può incontrarsi, ma non solo in occasioni formali, perché se uno anche solo una volta è stato dentro uno di questi contesti si accorge che poi le delegazioni si parlano soprattutto fuori dalle stanze e non solo dentro. E quindi l'occasione di un contesto universale è veramente importante. Quindi tutti i tentativi di delegittimare le Nazioni Unite, che sono in crisi per tante ragioni e potremmo discuterne, però non possono togliere questo elemento fondamentale. E la domanda però forse ci richiama a che cosa un po' possiamo fare noi un po'. Ma io credo di essere d'accordo con Papa Leone quando il 1° gennaio ha detto che all'industria della guerra si può opporre un artigianato della pace. Allora questo ci richiama anche alla responsabilità di ciascuno. E mi ha fatto molto piacere aver ascoltato le parole del sindaco perché vanno nel senso
che la pace è una preoccupazione comune e che è un impegno di ciascuno a leggere, a informarsi. Io credo che l'opinione pubblica ancora oggi abbia un ruolo chiave e quindi credo che occorra fare tutti noi uno sforzo di informarci e di essere un'opinione pubblica che partecipa. Possiamo, visto che ci troviamo alle settimane sociali, possiamo pregare per la pace. E la Pira, visto che è stato citato prima, diceva che c'è una forza storica della preghiera. E qui anch'io vorrei fare un esempio. Vedo qui mia mamma. Mia mamma nel 1986 era preoccupata, ed è una cosa che da bambino, avevo 9 anni, mi aveva molto colpito, perché il 1986 non era un tempo facile. C'era la Libia e i missili erano arrivati a Lampedusa. Eravamo nel pieno del terrorismo. L'anno prima c'era stato il dirottamento dell'Achille Lauro, che per chi ha un po' i capelli brizzolati o bianchi se lo ricorda bene. Eravamo ancora all'interno della guerra fredda. E in questo contesto, che ripeto, non era affatto facile, perché siamo ben prima dei colloqui tra Reagan e Gorbaciov, eccetera, c'è un'iniziativa nuova e dirompente che dimostra la forza storica della preghiera. È la scelta di Giovanni Paolo II di convocare le grandi religioni mondiali a pregare insieme per la pace il 27 ottobre 1986, gli uni accanto agli altri, con un'operazione fondamentale non soltanto per la forza di quella preghiera. Papa Giovanni Paolo II, quando cadde il muro di Berlino, disse: non abbiamo pregato invano ad Assisi. Lui ci credeva veramente. Ma rimette al centro del discorso sulla pace il ruolo delle religioni. E anche questo io credo sia molto importante. E noi ne abbiamo visto tutti i frutti. Perché abbiamo attraversato epoche in cui si è voluto a tutti i costi parlare di uno scontro di civiltà, penso dopo l'11 settembre, ma uno dei frutti, io credo, di questo spirito di Assisi, che anche la comunità di Sant'Egidio ha cercato sempre di promuovere anche con incontri annuali, di incontro tra le religioni sul tema della pace, il contributo di Assisi è che il nome di Dio è la pace. E così come gli stati oggi mostrano così tante difficoltà a ritrovarsi insieme come popoli fratelli, le religioni hanno fatto invece, se guardiamo con una prospettiva un po' storica, in questi 40 anni tanti passi a riconoscersi come sorelle. E io credo che dobbiamo ricordare il contributo di Papa Francesco, penso al documento di Abu Dhabi, l'incontro con Al-Tayeb, con il rettore della grande moschea di Al-Azhar, siano tutti passi molto significativi. E visto che abbiamo parlato di Papa Francesco, aggiungo un altro pezzo. Papa Francesco ha avuto questa straordinaria e profetica intuizione della terza guerra mondiale a pezzi. Lo diceva in un tempo che era molto diverso da questo. Però aveva riconosciuto questo che lui ha chiamato anche non solo un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca, per citare ancora lui. Nel fare questo c'è certo un aspetto profetico di Papa Francesco, ma c'è anche una profonda continuità. Per tutto il Novecento del Magistero dei Papi e che arriva fino a Papa Leone, della promozione della pace. Penso nel 1917, Papa Benedetto XV, il messaggio ai governanti contro l'inutile strage, per non parlare di Giovanni XXIII, ma anche Pio XII, Giovanni XXIII con la Pacem in Terris. Ma io penso che, e questa è una mia lettura personale evidentemente, che Papa Francesco però
nel parlare in quel modo della guerra mondiale a pezzi, in fondo ci richiama un'altra dimensione, e cioè che si può costruire pezzi di pace, come dire, in tanti contesti. Alcuni sono stati citati prima, anch'io ho un aneddoto molto minore rispetto a quello dell'ambasciatore, ma che condivido. Sono stato in Ucraina all'inizio di ottobre, seguendo i progetti di cooperazione di Sant'Egidio, che è molto presente in Ucraina e fa un lavoro, credo di poter dire, straordinario, perché è quello fatto dalle comunità di Sant'Egidio ucraine nel sostegno agli sfollati interni, che sono migliaia e migliaia, quelli che dall'est dell'Ucraina sono poi rimasti, sono stato a Leopoli e a Ivano-Frankivsk. Il referente responsabile della comunità di Sant'Egidio in Ucraina mi diceva così: è possibile qui guardare la guerra dagli occhi delle vittime, che è l'unica possibile chiave di lettura. E dice, così uno capisce che cosa significa. Ma se si può guardare la guerra dalla parte delle vittime, che sono gli sfollati, le vedove, gli anziani, che ho incontrato tantissimi, con delle storie strazianti, mi viene da dire. E lui dice, Iura, il referente della comunità, dice: io non ho perso la speranza per questo paese, perché se anche c'è la guerra, io posso costruire ogni giorno un pezzo di pace nella misura in cui apro luoghi, spazi in cui non c'è posto per l'odio, in cui le persone possano incontrarsi, in cui chi è disperato per la guerra trova anche conforto e forse anche una dimensione nuova del vivere. Mi ha molto toccato Ivano-Frankivsk incontrare questi anziani che vivono soli in campi, che sono fatti incontrare da ragazzi delle medie e delle superiori ucraini, loro stessi sfollati, ed era un ritrovarsi tra nonni e nipoti non per legami di sangue, ma per una amicizia e un ritrovarsi tra le generazioni che mi ha molto commosso. Erano moltissimi in questa sala. E un'anziana mi dice: rivedo in questi occhi di questo ragazzo il futuro di noi tutti. Allora a me lì mi è sembrato di vedere che si stava costruendo la pace, prima ancora che finissero le ostilità, per preservare le future generazioni, perché è vero che c'è una memoria della guerra che noi dobbiamo preservare anche per un altro motivo. Perché la guerra è rimasta per generazioni e noi lo vediamo fino ad oggi in noi gli effetti. Perché i nostri vecchi hanno continuato a raccontare, a parlare della guerra per decenni, ed era stata l'esperienza che aveva definitivamente cambiato la loro vita. Io lo penso applicata a tutti i popoli e alle giovani generazioni che sono colpite dalla guerra. È qualcosa che rimarrà nella loro vita per sempre. Per sempre. Quindi noi abbiamo bisogno, io credo, di tener conto di questo. Quindi informarsi, io credo anche pregare per la pace, credo che c'è uno spazio di aiuto umanitario, credo che ci sia uno spazio di un contributo delle città in quella diplomazia dal basso che diceva il sindaco, che ci riporta agli anni di nuovo di La Pira, che era da questo punto di vista straordinario, e che parlò alla Croce Rossa Internazionale di un diritto delle città ad esistere. E pensiamo oggi a tutte le città che sono oggetto di bombardamenti. Quindi, come dire, c'è spazio per una contestazione costruttiva a questo linguaggio, cultura della guerra? Io credo di sì, ed è per questo che, pur essendo realisti, diciamo così, la mia proposta è di non essere pessimisti. Siamo realisti, dobbiamo conoscere la realtà, ma al contempo io credo che noi sappiamo, lo sappiamo se siamo credenti, certamente che il male non ha l'ultima parola, ecco. Questo lo direi con certezza, e forse l'incontro appunto con queste vittime della guerra me l'ha fatto capire in maniera molto concreta.
Mi permetto di segnalare in continuità un po' alla sottolineatura sulla preghiera che faceva il professor Sossai, un articolo comparso sull'Azione della settimana scorsa del nostro caro Don Giampietro Moret, che è qui in prima fila, La vera preghiera per la pace. Ecco, un bell'articolo che vale la pena di leggere. Don Giampietro partecipa anche alla nostra commissione, al nostro comitato, per cui lo ringraziamo anche per questo. Sì, ecco, direi che si potrebbe anche iniziare volendo a raccogliere delle domande, magari da parte del pubblico, per lasciare spazio a curiosità, appunto, dubbi, domande da parte di ognuno. E devo sottolineare che non siamo soli qua, abbiamo appunto un gruppo di persone giù, però chiederei a queste persone che se hanno appunto intenzione di porre delle domande magari salgano per motivi tecnici un po', per la gestione appunto proprio tecnica. Chi ha piacere di porre la domanda, di così un po' rompere il ghiaccio, c'è Gino che appunto magari porterà. Andrea. Andrea fa sempre parte anche lui del comitato organizzatore, che ringraziamo. A proposito di agire diplomatico, mi ha colpito una notizia di oggi che circolava poi sulle agenzie, che il governo francese avrebbe messo una nota di diffida della relatrice speciale, dottoressa Albanese, no? Sulla questione dei diritti dei palestinesi. Siccome sappiamo, diciamo che sì, è stata oggetto di critiche da molto tempo. Ecco, per capire come valutare questa notizia, si tratta forse di qualche errore nel modo di agire rispetto a come dovrebbe agire una figura diplomatica, oppure è una questione strumentale, ecco, che è stata strumentalizzata per tentare di allontanarla, ecco. Grazie. Sono stato colpito un po' da due interventi del professor Sossai prima, quando aveva accennato a quell'incontro nel quale il professor Riccardi aveva rilanciato assieme al Movimento dei Focolari quella specie di accordo con l'Africa per aiutare quei paesi a uno sviluppo migliore, anche in vista del completamento dell'idea dei padri fondatori dell'Europa. E poi volevo chiedere all'ambasciatore Ferrara, lei parlava all'inizio di che pace parliamo? Parliamo di qualcosa sulle nuvole o di casi concreti? Leggendo stamattina Avvenire, l'editoriale del professor Becchetti parlava proprio di questo. Parlava di un intervento su quelle piattaforme sugli social che sono fonte di odio, di conflitti continui fra quelli che adoperano questi mezzi, e una violenza che effettivamente non porta alla pace, ma a continui baruffe all'interno di questi dibattiti. E allora diceva che sarebbe il caso, e qua tornando al discorso dei politici, perché i fornitori di queste piattaforme hanno tutto l'interesse a vedere che le piattaforme vanno specie quando c'è un conflitto in mezzo, che si possa dare una regolamentazione a questi algoritmi che controllano queste piattaforme e che si promuovano un dialogo anziché uno scontro ogni volta. E quindi quello sarebbe la maniera, appunto, che chi ha contatti con i nostri politici, che li convincessero
a agire in questa maniera? L'ambasciatore Ferrara ha iniziato il suo discorso dicendo che una pace totale, una pace perpetua è impossibile su questa terra, e quello che è possibile invece è una pace pragmatica, empirica, dei passi concreti verso la pace. Ed è quello che è venuto meno in questo momento, cioè non si crede più in questi passi possibili verso la pace, e l'unica cosa su cui si punta è sulla forza. La forza, che è l'unico diritto, è l'unica cosa che ha diritto in questo mondo. E allora in questo contesto qui io vorrei chiedere all'ambasciatore che senso ha la proposta di Trump di questo Board of Peace. Ha pretese di essere un anti-ONU, che pretese ha? E poi al professor Sossai invece, un credente crede nella pace totale, ma non su questa terra, ma nel regno dei cieli. Ora, questa fede nel regno dei cieli, nella pace totale, ha delle tentazioni molto forti. O dire aspettiamo che arrivi quella, alla fine solo quella è possibile, qui non è possibile far niente. Oppure lanciarsi una retorica della pace. Sì, la pace è possibile, noi cristiani dobbiamo amare la pace si può ottenere, ma così insomma un discorso generico sulla pace qui in terra, quasi che fosse possibile una pace assoluta qui in terra, che non è vero se uno crede che solo nel regno dei cieli c'è la pace. Ultima e dopo chiudiamo la tornata. Grazie, buonasera. Io ho apprezzato davvero tanto entrambe le esposizioni e vorrei avere la stessa speranza che avete voi nella diplomazia, che possa portare a risolvere la situazione attuale. Vorrei, ce l'ho, dai, cerchiamo di essere ottimisti. Però questo è a un livello molto, molto alto, la diplomazia lavora a un livello alto. Per tornare a noi, per tornare a un livello basso, come operatori di pace, io non riesco a dimenticare che qui a poche decine di chilometri di distanza c'è Aviano, con un deposito di bombe atomiche che basterebbe a azzerare l'intero continente. La settimana scorsa ci sono stati portuali che hanno fermato lo sbarco di armi dalle navi. Ecco, quello può essere un modo che parte dal basso per far capire che di armi e di armamenti non ne abbiamo bisogno? Allora, dunque, domande molto ampie, articolate su diversi fronti. Cominciamo da quella più spinosa in questo momento, fatto da Andrea, sulle figure diplomatiche internazionali. Ha fatto riferimento alla vicenda di Francesca Albanese, che è, diciamo, al centro di svariate polemiche da molti mesi. Naturalmente la prima cosa da sottolineare è che Francesca Albanese non è un diplomatico o una diplomatica di professione, no? Ed è stata investita di questo ruolo dal Consiglio dei diritti umani nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento alla Palestina, e svolge questo lavoro da diversi anni
L'anno scorso questo incarico è stato rinnovato dallo stesso Consiglio dei diritti umani, che è un organismo multilaterale delle Nazioni Unite, per un altro mandato. Quindi questo è il quadro di cui stiamo ragionando. Naturalmente questo non comporta che tutto ciò che la relatrice speciale dice e fa al di fuori della redazione delle relazioni, quindi nella sua attività pubblica, sia tutto verificato, sia tutto controllato dal punto di vista dell'applicazione del diritto, che ci sia la corrispondenza tra il suo mandato e le sue dichiarazioni. È una persona anche libera, che dice quello che pensa, alcune volte nell'ambito del suo mandato, altre volte no. E devo dire che qualunque cosa si pensi, Francesca Albanese è anche una persona che sta pagando molto per questa sua convinzione, si può condividere o meno, e questa sua coerenza. In questo momento Francesca Albanese come persona è sottoposta a delle sanzioni da parte della maggiore superpotenza nucleare del mondo, degli Stati Uniti. Cioè non può avere una carta di credito, la sua famiglia deve stare molto attenta a avere relazioni con lei, le imprese e le aziende che entrano in contatto con lei possono essere sanzionate, quindi è una condizione estremamente complessa. Adesso io penso che si possa dissentire, si possa criticare, si possa denunciare anche dichiarazioni che possono non piacere, ma arrivare a colpire personalmente tra l'altro una cittadina italiana in questo modo, credo che sia quantomeno, per usare un linguaggio diplomatico, sproporzionato. Insomma, ecco. Nella vicenda specifica io confesso che ero in treno, non ho potuto vedere esattamente, perché bisogna sempre fare la tara, cioè io voglio vedere il testo, la registrazione di quello che ha detto Francesca Albanese, perché parrebbe che le sue recenti dichiarazioni non siano dirette a Israele in quanto tale, ma che facesse riferimento a alcuni comportamenti e alcune situazioni che sono da considerare come nemiche dell'umanità, ma non dell'umanità in generale, nemiche per esempio del diritto umanitario. Quindi prima di pronunciarmi io personalmente su questa domanda voglio leggere e sentire in dettaglio esattamente le cose come sono andate, vista l'atmosfera in qualche modo anche di ostracismo vero e proprio che è stato creato nei confronti dell'Albanese. Per quanto riguarda la pace, dovremmo cercare di moderare i dibattiti sui social, eccetera, ma insomma, questo purtroppo è un discorso antico, cioè di noi, io ho i capelli bianchi, insomma, quindi non è più questo il discorso, cioè perché recentemente Giuliano da Empoli, che è un intellettuale, scrittore, ha scritto un bellissimo libricino che si chiama L'ora dei predatori, in cui dimostra che neanche il governo americano, neanche Trump è più ormai in grado di creare forme di controllo sulle piattaforme social, men che meno sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Noi stiamo andando verso una situazione di destrutturazione dello Stato moderno come noi lo abbiamo concepito e costruito negli ultimi 4 secoli. Cioè la forma politica futura potrebbe essere completamente, destrutturata, e quello che noi adesso pensiamo sia, l'anomalia, diventare in realtà la vera forma di veicolo del consenso o del dissenso. Questo non voglio dire che non bisogna, regolare questi processi. L'Unione Europea, tanto criticata, e era criticata anche quando c'era la globalizzazione. In realtà l'Unione Europea la normazione dell'Unione Europea è stato un grande tentativo di governo della globalizzazione sregolata, indipendentemente da quello che facessero gli altri, e il più grande membro oppositore dell'Unione Europea di questa politica di regolazione era, guarda caso, la Gran Bretagna, che è stato il campione della globalizzazione negli anni '80 insieme agli Stati Uniti. Quindi
l'Unione Europea, tanto vituperata, qualcosa fa, il Parlamento europeo è molto attivo su questo settore, però rendiamoci conto che noi andiamo verso una forma diciamo, politica che richiederà assai più autoregolazione che l'illusione che con dei decreti, diciamo, dall'alto o delle leggi si possa mettere ordine in questo settore. Da questo punto di vista è fondamentale una cosa che bisognerebbe fare anche nelle scuole, accanto all'educazione civica, l'educazione digitale, no? Cioè come utilizzare le piattaforme, come proteggersi, come preservare il pensiero critico. Cioè, questa è la grande sfida delle democrazie. Perché poi le derive autocratiche o le derive, diciamo, estremiste nascono anche da una diminuzione della capacità critica. Ecco. Velocemente sul Board of Peace, io personalmente ne penso tutto il male possibile. Cioè, io credo che sia un organismo che rischia di delegittimare, almeno l'obiettivo di legittimare ancora di più il sistema delle Nazioni Unite. Non solo, ma addirittura sostituendosi non tanto alle Nazioni Unite, ma al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere l'organismo deputato a mantenere la pace e a risolvere i conflitti. Cioè l'unico vero Board of Peace è il Consiglio di sicurezza. Amico, qui mi correggerà se sto dicendo scemenze, però insomma è il Board of Peace vero che noi abbiamo è lo Statuto delle Nazioni Unite e il Consiglio di sicurezza. Ora, questo organismo, diciamo, a parte questa funzione, diciamo, strampalata, ma nasce proprio come un'operazione privatistica, cioè il presidente del Board of Peace non è il presidente degli Stati Uniti, è il signor Trump, che rimane, secondo lo statuto, i 13 articoli che noi ci siamo diligentemente letti e studiati, dicono che il signor Trump in persona rimane presidente a vita e designa il successore senza che sia avallato da nessun organismo. Non solo, ma può a suo piacimento licenziare i membri del Board of Peace, che sono tra l'altro capi di Stato e di governo, li può mandare a casa senza nessuna motivazione e si possono difendere solo se vengono votati dai 2/3 degli altri membri che si devono opporre a questa decisione. Cioè, voglio dire, non è neanche pensabile, ma scusate, io lo dico molto chiaramente, anche al di là dei dubbi costituzionali, ma la dignità nazionale di un paese come l'Italia, secondo me, impedirebbe all'Italia di entrare in un organismo di questa fatta, ammesso che ci sia una qualche compatibilità costituzionale. Si potrebbero dire altre cose, ma insomma abbiamo già detto l'essenziale. I piccoli passi, sì. Queste operazioni di boicottaggio, eccetera, io penso che se, diciamo, si preserva la dimensione della non violenza, tutte le manifestazioni di dissenso, come dire, di resistenza civile nei confronti di questo tipo di operazioni, diciamo, commercio di armi, eccetera, sono benvenute. Naturalmente il problema qual è, a mio avviso? Cioè, adesso non vorrei peccare di iperrealismo. Il commercio delle armi non è la causa. So che molti la pensano diversamente, anche in questa sala. Il commercio delle armi è in fondo un effetto di una politica che è già armata. Cioè, se non si eliminano le ragioni di fondo che giustificano e fanno proliferare, diciamo, gli armamenti, è molto difficile che noi riusciamo a mettere un limite. Io ho come punto di riferimento su questo discorso del disarmo la Gaudium et Spes 80, numero 80, in cui si dice chiaramente, ad esempio, quando si parla del disarmo, certo, si dice tutto il male possibile, giustamente, della corsa agli armamenti, e all'epoca era la corsa agli armamenti nucleari, ma si dice anche chiaramente, certo, però il disarmo deve avvenire in un modo bilanciato, simmetrico, contemporaneo,
e non unilaterale, perché un disarmo unilaterale porta a delle asimmetrie che potrebbero aggravare la situazione della sicurezza internazionale invece che risolverla. E quindi questo è un punto essenziale. Poi naturalmente noi oggi siamo piombati, altro che corsa agli armamenti. L'altro giorno è scaduto l'ultimo accordo di limitazione delle armi nucleari in vigore tra Stati Uniti e Russia. In questo momento, su questo pianeta, almeno per la prima volta da almeno 50 anni, ci troviamo in una situazione di totale assenza di ogni regolazione sul possesso, sull'uso e perfino sui test delle armi nucleari. Tanto è vero che Trump ha annunciato che probabilmente, chissà, farà un test nucleare sotterraneo. Quindi il vero pericolo è questo, certamente il disarmo, ma la diplomazia serve a ricostruire gli strumenti multilaterali per la limitazione degli armamenti. E quindi questo è un altro obiettivo non meno importante rispetto alle manifestazioni, per carità, sacrosante, per quanto riguarda il commercio di armamenti. Grazie. Hai fatto bene a ricordare quest'ultimo aspetto, che fa parte di questa situazione di crisi che stiamo vivendo, che è una crisi anche di fiducia, diciamocelo, tra le parti. Cioè l'assenza di dialogo è anche assenza di fiducia, perché se tu scegli di non parlare vuol dire che non ti fidi dell'altro. Ma la guerra fredda, nonostante tutto, era comunque uno spazio in cui a un certo punto si capisce che bisogna tenere vivo un canale di comunicazione. Gli anni 50 sono stati anni difficilissimi, erano mondi che non si parlavano affatto. E infatti si arriva molto vicini alla guerra nucleare con la crisi dei missili a Cuba. Sono molto semplice nella ricostruzione storica, ma voglio ricordare che negli anni 60 c'è il realismo politico e forse anche un po' di intelligenza a capire che le due grandi potenze che hanno l'arma nucleare devono tenere aperto comunque il famoso telefono rosso, che non era un telefono in verità, ma a noi ci piace immaginare questo telefono, forse qualcuno ricorderà il dottor Stanamore di Stanley Kubrick e questi dialoghi tra il Presidente degli Stati Uniti e il segretario del PQS. Però nel quel film magistrale, con un straordinario Peter Sellers, però noi ricordiamo che cosa? Da un lato l'importanza allora di tenere vivi dei canali di dialogo e dall'altro che la ragione per cui serve controllare gli armamenti è di nuovo evitare che per sbaglio si prendano decisioni irrazionali. Questo è il punto. Ed è questa la preoccupazione, credo, rispetto all'oggi. Non ci sono più i trattati bilaterali sulla limitazione degli armamenti e questo è un grosso problema. Restano dei trattati multilaterali molto importanti. Io credo che il trattato di non proliferazione nucleare, che ha molti difetti, è anche giusto che molti stati abbiano intrapreso iniziative come il trattato sul divieto di armi nucleari per spingere gli stati nucleari ad adempiere i propri obblighi di disarmo. Però rimangono dei trattati comunque importanti, che hanno dei difetti, ma al contempo garantiscono comunque una cornice giuridica a diciamo così, una questione così decisiva. E bisogna invece di nuovo avere qualche preoccupazione per la scelta, per esempio, di alcuni paesi baltici di recedere da altri trattati come quelle contro le mine antiuomo, invocando ragioni di sicurezza nazionale, che questo è figlio di un clima guastato da questo punto di vista. E io credo che
c'è un tratto comune ad alcune delle domande che mi sono state rivolte che ha a che fare con l'idea della coabitazione. Quando Andrea Riccardi parlò di Eurafrica, io credo che avesse in mente due cose. Da un lato di decolonizzare i rapporti dell'Europa con l'Africa, e noi vediamo tutte le conseguenze di questa, per esempio rispetto al Sahel e i rapporti difficilissimi con la Francia oggi, per dire quanto continuino quelle eredità coloniali a condizionare moltissimo. Ma c'era anche la convinzione che effettivamente Europa e Africa abbiano un destino comune e che il Mediterraneo non divide, ma unisce, ed è un luogo di coabitazione, lo è stato per secoli. Noi abbiamo un'idea di Mediterraneo come un Mediterraneo diviso, ma il Mediterraneo è stato, e lo diciamo avendo Venezia qui vicino a noi, è stato ambito di coabitazione, di flussi commerciali, di relazioni più che di divisioni. E allora direi che è questa l'intuizione, ma è anche l'intuizione diciamo che ci permette forse di guardare anche il fenomeno migratorio con altri occhi. E che tutti i tentativi che continuano in questo, dell'Unione Europea di considerarsi un po' una fortezza, e anche le ultime proposte vanno in questa direzione, mostrano anche la poca lungimiranza ad affrontare questi temi. Il dibattito pubblico italiano si è di nuovo molto polarizzato e non ci ha permesso neanche di capire. Però a me mi ha molto colpito quando la Presidente della Confindustria di Padova, rivolgendosi all'ex governatore del Veneto, ha detto: abbiamo bisogno di manodopera, aiutateci a trovarla. E intendeva non locale, diciamo così, ecco, ci siamo capiti. Bene, quindi anche questo è un tema, le migrazioni sono un discorso ovviamente che sta dentro questo tema della pace. Ma io nel mio intervento precedente avevo proprio l'idea di dire che forse noi più che essere pacifisti dobbiamo essere pacificatori, come dire, e che questo è il compito di ciascuno di noi. Niente contro i pacifisti, ma voglio dire che quando Giovanni Paolo II parlava della pace come cantiere aperto a tutti, esprimeva esattamente, io credo, questo. Io credo che il sogno di Dio sia quello per cui siamo chiamati a vivere insieme, ed è quello che un po' noi abbiamo perduto nella nostra sensibilità culturale. E quindi credo che la tensione sia quella di immaginare un mondo in cui, come una tavolata in cui c'è posto per tutti. Ma io credo che lo sia. La tavola non solo è un luogo dove si mangia, ma è un luogo nella diplomazia. In realtà i tavoli servono per parlarsi, e per parlarsi anche in tanti. Credo che questa non sia solo un auspicio, una speranza. Credo che appunto sia in realtà realismo che viene da un po' di sensibilità storica, dall'esperienza dell'ambasciatore che penso in tanti contesti abbia verificato come la strada per comporre le divisioni sia quella rimanga quella della politica, del dialogo e della diplomazia. E poi è stata evocata la parola democrazia tante volte questa sera. E credo che è lì che si svolge il nostro compito. E noi viviamo in un tempo in cui i famosi corpi intermedi non ci sono più, benedette le settimane sociali che ci convocano a ragionare ancora su temi così importanti. Credo che però, diciamo così, il nostro essere cittadini ci porti a esercitare pienamente i nostri diritti e doveri costituzionali, e quindi forse anche un richiamo in questo senso diciamo così, alla nostra Costituzione, ai nostri diritti, anche ai doveri politici sia importante.
Avrei molte altre cose da dire, ma non voglio abusare della vostra pazienza. Non so se ci sia ancora qualche domanda. Una o due domande, oppure... Sì, buonasera. Mentre ringrazio molto per la chiarezza e la piena condivisione di un tema così importante, chiedo così con molta forza, l'Europa, l'Italia oggi, credo, aggrappata all'Europa, vuol dire in questo condominio un po' rissoso, no? In cui noi sappiamo le difficoltà, in cui c'è tra multilateralismo, multipolarismo, insomma c'è di tutto, ma questa Europa per noi è ancora, no, il punto d'ancoraggio, la storia. C'è tra volonterosi e idee di federazione ancora, c'è una via davvero oggi praticabile, seria, concreta, auspicabile perché l'Europa torni ad essere centrale, non solo nel discorso diplomatico, di politica estera, ma soprattutto centrale per il grande tema della pace. Grazie. Qualche altra? Lasciamo la risposta. Prego. Allora, anzitutto, come avete inteso, c'è stata sintonia tra i relatori, lo possiamo dire? E magari non siamo riusciti a litigare. Infatti, che peccato. Però questo mi fa dire che cosa? Beh, da un lato credo che faccio una considerazione prima di ordine generale. Credo che sia importante comunque trovare e riappropriarci di spazi di confronto culturale, anche di idee, e questa serata in fondo va anche in questa direzione. Rispetto all'Europa partirei forse appunto da un punto di vista diverso rispetto ai temi istituzionali su cui poi potremmo tornare, e c'è un'esperienza, io credo, su cui poi chiederò io una domanda all'ambasciatore Ferrara. Cioè, io credo che a un certo punto, forse noi italiani siamo sempre stati poco abituati anche dalla nostra politica interna, a ragionare su questo processo di integrazione europea. L'abbiamo dato un po' per scontato come collocazione. Le scelte fondamentali non sono passate attraverso, penso a Maastricht, attraverso referendum per esempio. Sì, c'è stata una stagione anche importante, ricordo programmi televisivi dedicati all'Europa, c'era un po' di sensibilità nel promuovere. Io sono la generazione europea, ho fatto l'Erasmus, se devo esprimere la mia identità della mia generazione che ha potuto studiare e che ha girato l'Europa grazie agli strumenti che ci ha offerto, io forse direi, avendo incontrato tanti altri europei da che sono andato via di casa, diciamo così, io mi sento più europeo, forse la mia prima identità quasi è questa. Ma quanto lo è, diciamo, della cittadinanza in un senso più largo? Allora, io penso che forse è un po' questo. E allora la gente ha cominciato soprattutto a percepire l'aspetto burocratico-amministrativo, potrei dire, dell'esperienza europea. Le quote latte, non so, ecco. E quando questo era un'espressione magari anche non del tutto convincente, però di un disegno più largo, non si può chiamare il Tokai, per intendersi, ecco. Però c'è qualche cosa di più profondo. Il tema oggi qual è? È che sono state buttate via delle occasioni e queste richiedono adesso pazienza e tempo per essere riprese in mano. È un'iniziativa politica.
Io penso che per l'Europa il treno della Costituzione per l'Europa del 2004 sia stato un treno perso che condiziona ancora ad oggi le scelte, perché poi si è dovuto trovare un'alternativa, e mi perdonerà di nuovo un'espressione che capisce l'uditorio, non so, l'ambasciatore, cioè che il tacon, non lo dico ma avete capito, cioè il Trattato di Lisbona è stata quella toppa che però di fatto ha tolto quell'elemento ideale, facendo una riforma minima, a quello che invece era il disegno di Costituzione per l'Europa. Allora, per questo che il mio racconto è un po' a tinte fosche, perché sono state perse delle grandi occasioni politiche e la grande malattia europea, in tutto il Novecento e purtroppo fino ad oggi, è il nazionalismo. E questo noi lo dobbiamo dire. Ed è per questo che allora l'integrazione europea è tanto più importante, perché il nazionalismo non porta a niente di buono, veramente, niente di buono, che è diverso dal patriottismo, bisogna dirlo, ma oggi una parte della crisi dell'Europa è certamente dovuta a questo. Mi verrebbe da dire, ed è la mia domanda, se in fondo un po' i paesi fondatori abbiano perso un po' di spinta ideale dentro questo discorso. Forse è un po' colpa nostra se, diciamo così, manca questa iniziativa politica seria. Ora sarebbe facile invocare i grandi padri fondatori e dire quanto ci mancano queste figure, però allo stesso tempo questo ci richiama ad una responsabilità dal punto di vista anche delle decisioni. Veramente i paesi europei non possono più pensarsi da soli, ma anche il più realista dei realisti lo sa, che non può essere altrimenti. Qui oggi serve iniziativa, ecco. Io non saprei più dire di questo, ma poi lascio la parola a te. Beh, è già stato detto tutto quello che bisognava dire. Io credo che ci troviamo nella situazione attuale, secondo me, perché diciamo, l'Europa è stata un po' vittima del suo successo, nel senso che l'Europa è diventata un argomento politico. E quindi il discorso degli stati fondatori e degli stati europei non può più essere separato dal discorso delle maggioranze politiche all'interno dei paesi europei. Quindi se un tempo valeva parlare dei 6 paesi fondatori perché in tutti i grandi paesi rimaneva l'Europa come una direttrice fondamentale, con le maggioranze politiche mutevoli che hanno cominciato a mettere in discussione anche nuove cessioni di sovranità, questo non è più vero. Questa è la cattiva notizia. C'è la buona notizia, però è un'altra, che esattamente per queste ragioni è possibile pensare a delle configurazioni diverse. Cioè non è mica detto che devono essere i 6 paesi fondatori. L'ha detto anche Draghi recentemente, cioè alcuni paesi possono decidere di andare avanti nel settore della difesa e della sicurezza, come è avvenuto per Schengen, come è avvenuto per l'euro, che sono nate completamente fuori dell'Unione Europea in quanto tale, e gli altri poi eventualmente possono unirsi. Quello che Sergio Fabbrini, un grandissimo scienziato politico italiano, chiama lo sdoppiamento, cioè una grande Europa che è un'area di libero scambio, di commercio, però è un'Europa diversa, più integrata, più politica, che decide di svolgere un ruolo anche per quanto riguarda la difesa e la sicurezza. E prima dicevo delle maggioranze politiche, perché guardate c'è una differenza. È molto chiaro quello che dicono i nazionalisti indipendentisti, cioè UKIP, Farage, era chiarissimo, usciamo dall'Unione Europea. Una volta avevamo anche noi quelli che dicevano usciamo dall'euro, insomma un'altra forma di nazionalismo indipendentista. Oggi c'è una forma di, come dire, progressiva irrilevanza dell'Unione Europea, perché viene erosa sempre più dall'interno, cioè ci sono
dei nazionalisti europeisti al tempo stesso. E prima o poi questa ambiguità bisognerà risolverla, perché nazionalista e europeista è chiaramente un ossimoro. E concludo anche con una nota di realismo. Quindi io penso che sia possibile ricostruire, però dobbiamo anche prendere atto di quello che noi siamo oggi come Europa. Ci sono delle proiezioni molto fondate che dicono che l'Europa oggi, insieme alla Gran Bretagna, rappresenta il 20% del PIL mondiale. Nel 2040 saremo scesi intorno al 15% del PIL mondiale. La popolazione europea nel 1900 era il 25% di quella mondiale, nel 2000 il 13%, nel 2010 l'11%, nel 2050 sarà il 7% della popolazione mondiale. Quindi parlare oggi, io credo, di un'Europa potenza, nonostante diciamo tutte le possibili aggregazioni che vogliamo fare, secondo me è abbastanza fuorviante. Ecco perché io credo che alla fine il grande ruolo potente dell'Europa sia quello esattamente di essere di amalgama in questo mondo sempre più polarizzato e sempre più diviso, che è la funzione fondamentale che è nella DNA stesso, nella generazione diciamo stessa dell'Unione Europea. E credo che su questo ci sia molto da lavorare, ci siano ancora dei malintesi politici da chiarire. Cresce però d'altra parte in modo contraddittorio il senso di appartenenza all'Europa dei nostri giovani, che casomai contestano le politiche nazionali, però si sentono europeisti per via di Erasmus, per via della possibilità di andare, cioè per loro è già una realtà questa. Quindi bisogna riuscire a far combaciare questa dimensione sociale con una dimensione politica e istituzionale. Sì, siamo arrivati alle 10:30, perfetti. Allora mi limiterei a questo punto a ricordare quello che è l'ultimo evento della settimana e poi ce ne sarà un altro nella settimana successiva. Allora ricordo che venerdì 13 si parlerà sempre di iniziative per la pace, il tema è un impegno per tutti quella sera, un impegno per tutti a partire soprattutto dai ragazzi, studenti delle superiori che abbiamo coinvolto appunto in questa riflessione e che dialogheranno con Francesco Vignarca della rete italiana Pace e Disarmo. Per cui, per chi potrà, insomma, ci troviamo ad Oderzo alle 20:30 al Collegio Brandolini. E poi la settimana sociale ad ogni modo si conclude domenica pomeriggio 22 con un evento musicale dal titolo Frate Francesco, commedia musicale tratta da Forza Venite Gente, a cura della compagnia della Luna Buona di Motta di Livenza, per cui per chi potrà ci sarà anche questo momento, insomma, appunto musicale, visto che anche con questo si vuole anche ricordare appunto San Francesco, testimone appunto della pace. E lascio a Gino concludere. Sì, un'ultima sottolineatura per evidenziare in piena sintonia con il tema di questa settimana sociale il premio Giuseppe Toniolo 2026 dal titolo L'urgenza della pace oggi in tutto il mondo verso un'alleanza di cultura, società e istituzioni internazionali anche nel segno di Giuseppe Toniolo. Le iscrizioni al concorso saranno aperte fino al 31 di luglio per poi concludersi con la cerimonia finale il 7 di ottobre. Ecco, per dire che all'uscita trovate sul tavolo dei volantini per poter leggere tutte le indicazioni per questo appuntamento. Ricordiamo che in fondo ci sono delle copie gratuite dell'azione
e mi pare anche di dover ricordare la riconsegna delle schede di partecipazione che sono state date al momento dell'ingresso. Questo ci permette così di coltivare il database e di mandarvi eventuali segnalazioni per iniziative come questa e altre della pastorale sociale e via discorrendo. Io direi di rivolgere ancora un caloroso applauso ai nostri relatori, che esprime proprio il nostro grazie. Un grazie a tutti voi, dandoci appuntamento a venerdì dopodomani. Buonanotte a tutti.